Valle dei Templi è aperta dalle 8:30 alle 20 la domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, così come il Museo Archeologico Pietro Griffo, la Casa Museo dedicata a Luigi Pirandello e l'area archeologica di Eraclea Minoa con il teatro L'impianto dell'antica città e un antiquarium aperti dalle 9 alle 19:30. Potenziati i servizi turistici ad Agrigento e in provincia in vista dell'afflusso di visitatori atteso anche quest'anno per le festività pasquali, periodo in cui proprio l'anno scorso si è registrato un vero boom di presenze. Ad Agrigento, oltre al Tempio della Concordia, saranno meta di turisti il Tempio di Giunone, il Tempio di Ercole, la necropoli paleocristiana, il Giardino della Colimbetra e la cattedrale riaperta di recente al centro in questi giorni dei principali riti pasquali. E in vista del previsto afflusso di turisti si incrementano in queste ore i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine che hanno avviato la ormai consueta operazione Pasqua Sicura. Sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, in particolare le manifestazioni religiose particolarmente affollate, come quelle che si svolgono in alcuni paesi dell'entroterra, richiamo di numerosi curiosi e fedeli, ma non mancheranno controlli da parte di polizia stradale e carabinieri con numerose pattuglie in servizio sulle strade e nei centri abitati. Dalla Polizia di Stato il compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia ha predisposto poi l'aumento delle pattuglie in stazione, il potenziamento dei servizi a bordo dei treni, particolarmente quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura, l'impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio sia in stazione che a bordo treno e il rafforzamento dei dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie.